in costume. Vediamo un pezzettino di ballo Francarosa e poi commentiamo anche Orani che merita. Sì. Quindi centro ricco d'arte, cultura, tradizioni, storia di tanti personaggi, da Mario Delitala a Costantino Nivola, ma anche Salvatore Niffoi, Paolo Modolo, per arrivare a tempi recenti alle varie forme d'arte. Ma Orani è Le forza... straordinarie donne del luogo interpretarono il loro abito tradizionale di fine Ottocento con un elemento importantissimo: è una gonna unita al corpetto, si chiama iscarramagnu, è un unicum sardo, ha paralleli in area balearica, perché l'iscarramagno non è di Orbace. Quando adesso lo vediamo passare e vediamo inquadrati alcune ballerine che lo indossano, ci sembra un abito con una gonna di Orbace. Invece si tratta di un tessuto specialissimo con un ordito in lino canapa di colore naturale, e la trama in lana scelta finissima di prima qualità, lana sarda tinta di scuro quasi di nero, unita al corpetto, abbinato a un grembiule bianco con il zippone, che in alcune versioni dell'abito oranese un po' più recenti assomiglia a quello nuorese, ma l'abito oranese d'epoca prevede questo zippone che ha la manica più stretta, orlata e bordata di color ciclamino, con finissimi e sottilissimi ricami lineari in fili e cordoncini di seta. Insomma, un oggetto poco appariscente ma di grande sostanza e di grande importanza per la trasmissione, ecco, di cultura vestimentaria che porta, e di cui questo gruppo ha ampia testimonianza, insieme poi alle fogge definite o definibili alla nuorese, senza che con questo si voglia togliere naturalmente agli amici di Orani la peculiarità e la possibilità di rivendicare naturalmente